Cari amici, eccoci di nuovo qui con quello che io ho definito il silenzio del Presidente. E forse sarebbe bene oggi spiegare, per quanto sia possibile, che senso abbia il silenzio del Presidente, anche perché se fosse silenzio uno non dovrebbe parlare, quindi è già una contraddizione significativa. Ma il silenzio del Presidente significava e significa il fatto di poter osservare il mondo del calcio con serenità, con distacco, con fair play, giusto appunto, senza entrare nel merito in maniera vigorosa o eccessiva su quelli che sono un po' i fatti e i misfatti, che non è una miss che ha vinto qualcosa, una strana leggerezza della lingua italiana. I misfatti, potrebbe essere anche dei mister fatti, ma non ha nessuna importanza. E quindi era ed è un po' questo il silenzio del press. Oggi però io mi sento un pochino diverso, addirittura vorrei poter declamare il frastuono del press, che ovviamente non sarà un frastuono perché non fa parte del mio carattere, né della mia visione del mondo e delle cose, nonché degli uomini, anche dei conigli, dei serpenti, delle iene, degli avvoltoi, dei condor, insomma sto parlando della specie animale, perché uno quando vede un po' tutto, dalla cima degli abeti alle radici degli alberi, alle piramidi delle talpe, ai sotterfugi delle volpi, allo zompettio ilare e fragoroso nel suo piccolo dello scoiattolo, insomma la possibilità di vedere sono infinite, ma anche così di sentire. E a forza di vedere, a forza di sentire, uno si fa una modesta, personale, piccola valutazione della vita, dell'esistenza, della quotidianità, di tutte quelle cose che accadono durante un percorso giusto appunto di vita, in questo caso di un percorso giustamente di calcio. Questa parola dilettanti, con la quale viene denominata la Lega, la Serie D, è alquanto secondo me c'è un'ironia di fondo, perché io credo che di dilettante nella Serie D non ci sia proprio nulla. E sinceramente, guardando sempre con gli occhi e ascoltando con le orecchie, anche nel panorama calcistico sotto la Lega D, l'eccellenza, la promozione, fino ad arrivare alla terza categoria, per non parlare dell'agonistica delle scuole calcio, e perdonatemi, alla mia vista c'è ben poco di dilettantesco, questa parola, che secondo me invece è importantissima. Forse il senso del gioco di tutte le discipline sportive è proprio l'anima del dilettante, cioè colui che partecipa non per il bisogno di farsi vedere, farsi notare, autorappresentarsi o diciamo per il business, per il denaro, per il potere, per i privilegi. Ecco, io cerco dove è rimasto il senso del dilettante negli sport. Certamente negli sport olimpici c'è in alcune categorie che poi regalano all'Italia un'infinità di realtà olimpiche, come ad esempio l'Arma dei Carabinieri, quella della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, sono tutte persone che gareggiano proprio con lo spirito del dilettante. Ecco, in questo mondo di dilettante secondo me c'è rimasto molto poco. La giustificazione che si dà a volte è che esiste un aspetto amatoriale che è diverso dal professionale. Allora questo apre un altro interrogativo, cioè amatoriale è bene e professionale è male? Come dire che un insegnante elementare che insegna male però è un professionista perché ha un diploma o una laurea, solo perché c'è un diploma è bene, e se magari l'imprinting ai ragazzi non è corretto è bene, questo no, è male. Quindi ci sono tante dicotomie in corso dell'esistenza, cioè amatoriale a mio avviso significa una gestione un po' troppo circoscritta, un po' troppo precaria, che prevede all'interno che
che necessariamente certe realtà debbano emergere solo perché fanno parte di una congrega, di una realtà cittadina, di quartiere o di paese o di quello che volete voi, mentre invece professionalità è un'altra cosa. Ecco, io unirei il senso del dilettante che è un grande professionista e il senso invece di un amatoriale che evidentemente si arroga di qualità che non possiede e che non è professionale. Questo è un po' l'interrogativo di oggi e per questo motivo oggi invece del silenzio del press io mi sono divertito a fare un po' di frastuono del press, ovviamente attraverso le mie metafore, le mie argomentazioni che mi rendo conto non possono essere sempre chiari, ma me ne assumo la responsabilità, la mia visione del mondo. Oggi è sabato, sarebbe bene che domani andassimo a scuola con la prima squadra, che facessimo un bel compitino con una squadra ordinata, determinata, messa bene in campo, perché sappiate che è molto importante essere messi bene in campo, con la formazione equilibrata, magari con un pochino di buona sorte, che devo dire, non posso negarlo, ci è mancata tantissimo. Io un giorno penso che scriverò un libro sul calcio spiegando che tutto il miracolo della vittoria o la non gloria della sconfitta dipende da pochissime cose elementari che non hanno niente a che fare con il potere economico o anche con la distribuzione dei cartellini gialli o dei rossi. Si può essere più forti di tutto questo e servono però quelle semplicissime cose. Per oggi mi fermo qui, domani abbiamo Monterosi Budoni che sta sopra di noi di ben 4 o 5 punti, non mi ricordo, sì, ci auguriamo che domani sera stiamo a 2 punti soltanto e specialmente mi dispiace per il Tortolì che sta a 8 punti da noi, il che ci consentirebbe di essere già salvi perché se la terzultima è a 8 punti non ci sono i play-out. Gioca con l'Atletico, certo, il calcio è strano, l'Atletico, questa squadra così lanciata verso ambiziosi traguardi con un incidente giudiziario che purtroppo nella vita accadono e io che sono un buonista mi auguro che il Presidente possa tranquillamente spiegare come siano andate effettivamente le cose. Però non sappiamo, se non lo sapremo domani dopo la partita, quale sarà il risultato di Atletico Tortolì. Viva l'Italia, viva le forze dell'ordine, viva le persone di buona volontà, viva gli amici, ma viva anche i nemici, anche loro hanno diritto di esistere e di fare la loro onorevole vita. Alleluia.